Vi parlerò in italiano, quindi mi scuso, ma è dopo tutto la lingua di mia madre. Io abito in Friuli da quando avevo un anno, capisco benissimo il friulano, ma se la mamma è italiana nel cuore rimane la lingua italiana, anche se cerco naturalmente di colmare questo gap. Per me è uno svantaggio. Oggi abbiamo organizzato questa festa, credo che sia la prima festa dell'autonomismo friulano. L'abbiamo organizzata, voglio subito ringraziare, in collaborazione con Patria Furlane e con l'amico Federico Simeoni, perché abbiamo pensato che per una volta e per una sera sarebbe stato bello mettere assieme il mondo autonomista, che per tanti anni è stato attraversato da polemiche, da fratture, da divisioni, lasciando ognuno a casa la sua giacchetta di appartenenza e provando a fare festa assieme. Siamo infatti convinti che le frazioni e le fratture che ci sono più a livello, diciamo, di dirigenti che di persone, e che le persone che amano l'autonomismo friulano in realtà sappiano di essere dalla stessa parte della barricata. E questo è l'ennesimo tentativo che fanno i manovali per l'autonomia di Ialmico per fare capire a tutti che siamo tutti dalla stessa parte, cioè dalla parte della difesa della nostra gente, del nostro territorio. Non è un concetto semplice da trasmettere, perché a livello teorico tutti dicono sì, ma subito dopo aggiungono ma e però, e questi ma e però sono montagne altissime da sondare, da attraversare, da valicare. Abbiamo pensato che una festa poteva aiutare a scalare queste montagne di divisione, per riconoscerci figli dello stesso popolo, che è la cosa più importante. I manovali di Ialmico non sono un partito, non vogliono essere un partito, non vogliono ripercorrere per l'ennesima volta la strada che è stata già percorsa da altri prima di noi, con coraggio, persone che hanno avuto coraggio, che si sono sapute battere per l'autonomia del Friuli, e persone che noi rispettiamo. Però pensiamo anche che sia ora di provare a girare pagina, di voltare pagina. Perché sono nati i manovali di Ialmico? Sono nati perché il monumento all'autonomia friulana è possibile ancora scorgerlo a circa 200 metri da qui. Sono i piloni di Terna. I piloni di Terna per noi di Ialmico sono stati la molla, il motivo che ci ha fatto capire che noi non siamo più padroni a casa nostra. Noi forse siamo ospiti a casa nostra, ma padroni non lo siamo più. Abbiamo usato tutti gli strumenti democratici che avevamo in mano per contrastare questa scelta, ma è stato tutto inutile, anche a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito che l'opera era in costruzione con un procedimento amministrativo e autorizzativo che non era rispondente ai canoni della legge. Però viviamo in uno Stato che non è la nostra nazione, è lo Stato in cui viviamo, che consente che i lavori continuino e che vengano messi anche i fili dopo aver messo i piloni. Ci siamo resi conto, provando sulla nostra pelle, che noi non siamo più padroni e che chi ci governa non è padrone di se stesso, perché a sua volta ha altre persone a cui dover rendere conto. Vi racconto un episodio brevissimo per dovere di cronaca. La Serracchiani Deborah, la presidente della regione, 6 mesi prima di essere eletta, accusava Tondo di aver preso soldi dalla Terna per aver autorizzato l'elettrodotto aereo. Questo è, io per abitudine non dico mai cose che non possono essere verificate, vi invito a verificarlo sul... Serracchiani chi? La Serracchiani Deborah. Chi? Altre Serracchiani non ne abbiamo, per fortuna. 2 mesi circa dopo essere stata eletta, autorizzava la continuazione del procedimento per la realizzazione dell'elettrodotto. Io, come altri, abbiamo fatto un ragionamento su questo fatto. Perché succede che una persona, io non ho motivo
per credere diversamente, in campagna elettorale e in buona fede dica io mi opporrò alla morte e dopo 2 mesi dall'elezione dica bello questo elettrodotto aereo, lo voglio anch'io, che cosa succede nella testa di queste persone quando sono elette? E abbiamo sviluppato una tesi che noi oggi vi vogliamo proporre. Il processo politico di formazione del personale politico che ci governa è un processo di tipo verticale, medievale. C'è l'imperatore, poi ci sono i valvassori, i valvassini, noi siamo in fondo comunque, noi siamo i servi della plebe. E il sistema si autoreferenzia, non per elezione, ma per nomina. Se voi ci pensate bene, quando andiamo a votare alle elezioni, noi non possiamo scegliere i nostri rappresentanti, possiamo soltanto dire se ci piacciono i rappresentanti scelti da altri, ma nostri rappresentanti, nati da una forza popolare, da un movimento popolare radicato sul territorio, non siamo in grado di esprimerli. Guardate l'elenco dei candidati alle prossime elezioni regionali 2018. Abbiamo Riccardi che sui giornali dice io sono il candidato per il centrodestra perché mi ha dato questo incarico Berlusconi. Poi abbiamo Federica che dice no, per il centrodestra ci penso io perché è Salvini che vuole che io sia candidato. Poi ci pensa Zaia a metterci anche un carico dicendo comunque se votate Federica non preoccupatevi, io Zaia, presidente del Veneto, sarò suo tutore. Quindi ci viene anche il dubbio che questo candidato Salvini abbia la necessità di avere un tutore che non è rassicurante, soprattutto se il tutore è veneto. Poi ci pensa Moretti del PD a chiudere il cerchio, capogruppo. Il capogruppo di un partito politico dovrebbe esprimere una linea politica, per quello prende i soldi. Ma a domanda precisa, sempre sul Messaggero Veneto, dice Moretti, guardate che la questione del candidato per il centro-sinistra alle regioni non si decide a Trieste, si decide a Roma e ce lo dice in maniera esplicita, chiara, ma noi siamo talmente assordati dalla musica che non riusciamo a sentire questi segnali e interpretarli. 3 candidati alle regionali che dicono che il loro referente non è a Udine, non è neanche a Trieste, è a Roma. E secondo voi se questa persona che a Roma investe, nomina il candidato regionale, tira sul telefono da Roma e dice, ad esempio, sto facendo un esempio, guarda che l'elettrodotto deve essere fatto in via aerea, che margini di libertà ha un candidato che non ha una forza sul territorio ma è nominato da Roma? Ha pochissimi margini, non ha margini perché sa che se disubbidisce esce dal circo delle nomine, ha perso la sua libertà di difendere il territorio, non è più un rappresentante del territorio ma rappresenta un anello della filiera verticale che ci sta comandando, che non finisce nemmeno a Roma, perché con la globalizzazione anche Roma è stata espropriata, e lo sappiamo tutti, di reali poteri di amministrazione, perché i conti si fanno a Bruxelles, si fanno in qualche ufficio, a qualche piano di qualche grattacielo a New York e poi si comunicano a Roma. Quindi abbiamo un sistema verticale che ci sta spogliando giorno per giorno della nostra capacità di governarci, ci sta spogliando degli strumenti democratici, facendo e avendo l'accortezza di venderci questa trasformazione della democrazia in efficienza e rapidità decisionale. E noi ci caschiamo. Chi è che sarebbe contrario a un sistema politico efficiente? Neppure l'ultimo dei papei sarebbe contrario a un sistema politico efficiente. Ma l'efficienza che ci stanno proponendo è il depauperamento delle rappresentanze democratiche. Siamo efficienti perché decidiamo senza sentire il vostro parere. Questa è l'efficienza che ci stanno proponendo. Con questo sistema di partiti non si può più andare avanti. Con questo sistema di partiti noi finiremo per essere ospiti a casa nostra e i segnali sono innumerevoli. Li vediamo ogni giorno, dalla gestione degli immigranti, che è un tema delicatissimo,
alla nostra capacità o possibilità di andare in pensione a un'età decente. Qua vicino a Jalmico stanno costruendo una super strada che è stata decisa qualche anno fa, ed è una strada che potrebbe smaltire il traffico in uscita da New York, e ci è stata venduta come strada che serve a collegare velocemente il polo manzanese, che è morto, quindi il nulla, all'autostrada. Adesso ci stanno raccontando che il porto franco di Trieste è una grande opportunità. Noi siamo andati a un convegno, abbiamo sentito degli esperti, la grande opportunità che ci viene riservata è che il nostro territorio sia attraversato da camion e da treni senza nessuna ricaduta economica, a meno che non ammettiamo che un camionista ogni tanto si fermi all'autogrill a bere un caffè. Però francamente mi sembra che ci sia una sproporzione fra ciò che noi diamo agli altri e ciò che gli altri danno a noi. Questo sistema di considerazioni ci ha spinto a organizzare un movimento popolare, il movimento dei cittadini dei manovali di Jalmico, con lo scopo di perseguire la fraternità fra noi friulani e l'indipendenza dai partiti nazionali. Sulla fraternità vorrei fermarmi un attimo. Io non sto dicendo che dobbiamo essere tutti dei buoni. La fraternità non vuol dire essere buoni, il buonismo è un'altra cosa. La fraternità è la consapevolezza che siamo tutti dalla stessa parte. Dopodiché, tra fratelli ci si può anche tirare i capelli, ma nessuno può cancellare quel legame di sangue. Due fratelli che litigano rimangono fratelli, fanno parte della stessa famiglia e hanno il dovere di andare d'accordo. Per rispetto dei genitori, tutti noi abbiamo dei genitori, perché questa terra non è stata abitata per la prima volta da noi. Noi abbiamo dei nonni, dei bisnonni, persone che hanno vissuto su questa terra prima di noi, ce l'hanno consegnata migliore di quella che noi stiamo consegnando ai nostri nipoti. Questo deve essere abbastanza chiaro. Noi non stiamo adempiendo al nostro dovere di consegnare ciò che ci è stato dato, almeno nella stessa misura in cui noi lo daremo ai nostri nipoti. Noi daremo una terra peggiore, e questo deve essere chiaro per tutti i fratelli friulani. Allora lo sforzo non è quello di volersi bene come se fossimo una confraternita parrocchiale. Lo scopo della fraternità è avere l'obbligo di usare l'intelligenza, la fatica di usare l'intelligenza per superare le nostre divisioni. Noi dobbiamo essere fratelli intelligenti, che capiscono che i caratteri sono diversi, che le modalità di essere autonomisti possono essere diverse, ma capiscono anche con intelligenza quali sono i motivi che ci uniscono, non quali sono i motivi che ci separano. Purtroppo molte persone ancora lavorano sul tasto della separazione, non sul tasto della fraternità, e ci prendono in giro su questo. Vi ringrazio. Se mi interrompete, siccome sono emozionato, poi succede che dico delle stupidaggini, cosa che a me capita frequentemente, perché ho la lingua che non è sempre collegata al cervello. Cerchiamo di andare avanti. L'intelligenza deve portarci a trovare soluzioni idonee, utili per il nostro territorio e soprattutto praticabili. Io ieri ho fatto un post, molti di voi forse seguono la mia pagina Facebook, sugli emigranti e sull'odioso fatto di violenza che è successo a Trieste. Il giorno prima era successo a Udine. Io ho fatto apposta quelle considerazioni perché volevo misurare la capacità degli autonomisti di proporre soluzioni intelligenti a un problema gravissimo. E io ho trovato delle persone intelligenti che mi hanno risposto in maniera documentata, in maniera problematica, in maniera preoccupata. Io ho una bambina di 7 anni, io credo che perderei la testa se dovesse succedere a mia figlia quello che è successo a quella ragazzina a Trieste. Sono terrorizzato per il futuro, ve lo dico proprio serenamente. Io ho paura dei profughi, ma questo non significa che si possa sostenere come tesi da autonomisti che dobbiamo mettere l'esercito, e voi sapete che il Friuli non ha un esercito. Dobbiamo chiudere i confini, e voi sapete che il Friuli non ha la possibilità di chiudere i confini.
quello è autonomismo da bar. Noi dobbiamo pensare a un autonomismo di intelligenza che sappia risolvere o tentare di risolvere i problemi con le risorse e con le competenze che sono proprie dell'amministrazione regionale, non che sono dell'ONU o della NATO. Siamo chiamati a capire i fenomeni e a comprenderli nell'ottica principale che questa è la nostra terra e nell'ottica secondaria, ma altrettanto importante, che le soluzioni praticabili possono dare dei risultati. Le chiacchiere da bar creano solo frustrazione, ma non solo frustrazione. Gli altri, i partiti nazionali, per quanto siano scassati, sanno fare politica e sanno cogliere queste debolezze, sanno capire che noi non siamo in grado di dare una proposta di governo solida, credibile, alternativa, e su questo ci marciano. Io sono giunto a pensare che i più integralisti, i più duri e i più puri, che vivono e militano nel movimento autonomistico, non si rendano conto di essere involontariamente strumenti utili ai partiti italiani, mentre la ragionevolezza e l'intelligenza che ci permetterebbe di sfondare, di avere la fiducia dei cittadini, vengono sempre considerati elementi di debolezza. La vera forza sta nell'essere intelligenti, non nell'urlare più forte degli altri. Il movimento degli Amico intende questo per fraternità: la capacità di capire, la capacità di ascoltare e dopo di elaborare assieme una proposta di governo. Poi c'era un'altra cosa che volevo dirvi: noi siamo contro i partiti, ve l'ho già accennato. Noi non riconosciamo più l'autorevolezza etica dei partiti italiani. È chiaro che non mettiamo in discussione la loro legittimità, no? Stiamo sempre parlando di cose intelligenti, di cose ragionevoli. Non possiamo pensare di poter chiedere lo scioglimento di quei baracconi di partiti che ci stanno governando, però pensiamo di poter accompagnarli alla porta e dire grazie, anzi neanche tanto grazie, adesso possiamo pensarci noi. Meglio di voi è molto probabile che potremo fare, peggio di voi è quasi impossibile. Quindi nessun rapporto con i partiti italiani, ma per la presunzione che noi conosciamo la nostra terra meglio di quanto possa conoscerla Renzi, che la vede con il cannocchiale da Roma. Ma dico Renzi perché adesso si parla di Renzi, ma potrei dire Berlusconi, poi potrei dire qualsiasi campione della politica italiana. Considera questo angolino di terra un posto dove far passare cose che servono agli altri. Il Friuli, se voi guardate in giro, è attraversato da una marea di infrastrutture, non servono a noi, servono agli altri. Che risorse ha il Friuli? La sua posizione è il giacimento di petrolio che hanno gli arabi. Noi abbiamo la posizione, il territorio, ce lo stanno mangiando metro quadro su metro quadro questo territorio. Quando non ne avremo più, non avremo più nessuna ricchezza su cui puntare per un investimento, per la nostra gente, perché l'avremo regalata ad altri, l'avremo svenduta. Noi abbiamo questa terna, ma se voi andate a guardare nelle bollette, me lo diceva Paolo Gagliussi, nelle bollette della corrente elettrica a casa vostra, voi vedete che abbiamo i pali e in più paghiamo i costi per il trasporto della corrente elettrica. Quindi abbiamo il danno e la beffa. Abbiamo i pali ma non abbiamo nessun vantaggio di avere i pali, paghiamo. Allora se non capiamo che dobbiamo liberarci dal gioco dei partiti nazionali, perché ormai la destra e la sinistra sono delle scatole vuote, ciò che rimane della loro dialettica è solo una nostra grandissima esigenza, l'esigenza di essere liberi, e loro ci stanno incatenando. A me non interessa più, io vengo dalla sinistra, ve lo dico subito, l'ho sempre detto, l'ho sempre dichiarato, e nel mio cuore rimango comunque una persona di sinistra per quanto riguarda gli aspetti sociali. Sono un cattolico, rimarrò per sempre un cattolico, sono un cattolico, ma mentre riconosco l'autorità morale della Chiesa, io non riconosco più l'autorità etica della sinistra italiana. Non hanno l'autorità per poterci venire a dire se e come dobbiamo accogliere i profughi. Non ce l'hanno,
non hanno questa autorità, non hanno l'autorità di venirci a dire che l'elettrodotto Terna serve a noi, non hanno l'autorità per farci capire che il Portofranco è a nostro vantaggio, non hanno l'autorità per dirci che la suddivisione amministrativa perseguita dalla Deborah Serracchiani serve al Friuli, perché è evidente che è una farsa, è evidente che la riforma sanitaria serve a contrarre i costi ma non a migliorare i servizi. Adesso lo possiamo vedere se abbiamo la sfortuna di doverci servire del servizio sanitario. Allora io dico, liberiamoci da queste catene, siamo tutti nati con dei meccanismi mentali che ci hanno trasferito i nostri genitori. Pensate che io quando vado in Slovenia a me sembra ancora di essere in Jugoslavia, perché ho vissuto l'epoca della cortina di ferro. Noi siamo ricattati da questi meccanismi psicologici e arrivati nell'urna finiamo spessissimo per fare il voto utile. Il voto utile è votare a destra o votare a sinistra. No, il voto utile è votare noi, è votare il movimento autonomista. È l'unico voto. Domande lei ai signori qua? Prego? Può fare delle domande ai signori? Io non ho l'autorità per fare domande, però se lei vuole parlare... Sta parlando? Sì. Evidentemente qualcuno, siccome deve votare, direi che naturalmente qualcuno parlasse. Sì, come ho detto prima, dopo i saluti, ho quasi finito, lei potrebbe essere il primo ad avere il microfono e esprimere la sua opinione. No, ma guarda che non è detto in tono polemico, ho detto questa è l'occasione perché ognuno esprima la sua opinione. La sua opinione per noi è importante. Quindi, e ho quasi finito perché vedo che sto cominciando a scocciare, vi proponiamo un autonomismo che viaggia su due gambe. La prima gamba è l'autonomismo storico, preziosissimo dell'identità. La seconda gamba è una cosa nuova che 30 anni fa non si poteva neanche immaginare, è l'autonomismo politico come forma di governo del territorio da contrapporre ai sistemi politici verticali che ci stanno rubando la libertà. Non c'è solo l'autonomismo etnico, non c'è solo l'autonomismo identitario, si avvicina anche il momento di sostenere un autonomismo politico che sarebbe quello in grado di concederci la maggioranza politica alle prossime elezioni regionali, che è quella che ci manca da sempre. Dobbiamo aprire una nuova pagina di autonomismo, capire che l'autonomismo è una forma di governo che potrebbe essere replicata da qualsiasi parte d'Italia, ma dobbiamo cominciare noi qua in Friuli, perché noi abitiamo in Friuli e noi dobbiamo proporre ai cittadini la possibilità dell'autogoverno locale, non solo perché siamo friulani, ma perché siamo amanti e custodi gelosi di questa terra. E questa è la grande scommessa, far passare questo messaggio, un autonomismo che viaggi su due gambe. Noi manovali di Albicco vi proponiamo questa ricetta, ma non ve la proponiamo per dirvi votateci, perché non siamo un partito, faremo la nostra parte nel 2018 se ci viene chiesta, se troveremo un candidato libero dai partiti. Se troveremo un candidato libero dai partiti, noi saremo nella gara elettorale ed essendo manovali attaccheremo i volantini. Se non troveremo un candidato libero dai partiti, noi non parteciperemo a queste elezioni. Deve essere ben chiaro, la coerenza fino in fondo. Qualsiasi forma di lista civica, civetta, in cui si nasconda il PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia, noi non la sosterremo, saremo molto attenti e garanti di questo principio e naturalmente avremo forza e avremo la capacità di incidere sulle decisioni politiche soltanto se sarete numerosi come oggi a darci e a darvi una mano per garantire qualcosa di meglio di quello che ci è stato riservato negli ultimi 40 anni. Quindi alla fine questa rivoluzione moderata deve venire fuori e deve entrare nella testa di ognuno di noi e deve materializzarsi in fatti che ognuno di noi deve mettere a disposizione della collettività. Quindi vi chiediamo di partecipare alla politica e di dare una mano al movimento autonomistico. Adesso la chiudo perché altrimenti quel signore lì veramente si arrabbia. Grazie di essere venuti.
do il microfono a Dario Zampa che raccoglierà i vostri interventi.